Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Sic et non, cari amici, buongiorno, open your eyes, aprite gli occhi, ancora una volta in questa trasmissione parliamo di pensiero non conforme, parliamo di andare oltre il politicamente corretto per analizzare le notizie della settimana, insomma fare un po' il punto su quanto accade. Permettetemi innanzitutto un saluto e un pensiero a tutti i maturandi che in questa comunque settimana si stanno dando da fare. Sono andato a cercarmi a verificare un po' le tracce dei temi, dei componimenti. Delle tracce devo dire complimenti al ministero, ma sicuramente c'è lo zampino anche del ministro Valditara, sicuramente non conformi, ecco, molto interessanti, il solito Pavese, ma anche Vitaliano Brancati, alcuni proponimenti che partono da pensieri di Mario Calabresi o del presidente Saragat, diciamo, molto interessante. Quindi c'è il concetto di incanto di Wenke Huysman, quindi come ci si meraviglia di fronte anche ai fenomeni della natura. Questo bel discorso di insediamento di Saragat, diciamo, per quanto riguarda i rapporti tra uomo e uomo, l'eredità di miserie. Un'altra traccia a un giornalista e scrittore a me molto caro, che è Piero Vianucci, che è un divulgatore scientifico soprattutto di astronomia, quindi molto interessante. E la chicca, permettetemi, la chicca è quella sul tema delle frontiere, un passaggio dell'opera di un sociologo sicuramente controcorrente, che è Frank Furedi, che tra l'altro ho avuto l'opportunità di conoscere in passato personalmente a Bruxelles, perché Frank Furedi ha scritto questo grande saggio che è I confini contano e perché l'umanità dovrebbe riscoprire l'arte di tracciare delle frontiere, che insomma per un tema da maturità non è esattamente un tema semplice. Frank Furedi, ungherese, quindi anche parlare di Ungheria oggi non è facile. Poi scampato alla rivoluzione del 56, cerca rifugio in Canada, poi nel Regno Unito, intreccia proprio nel suo caso di migrante politico le riflessioni sul valore delle frontiere, ma anche sulla paura, sul fatto un po' di focalizzarci su tutto quello che non ci rende sicuri. Potremmo definirlo, più che un tradizionalista, forse un libertario di centrodestra. Però il bello del pensiero di Furedi è che insomma l'essere umano, per essere sano, tutto sommato ha bisogno di confini geografici per preservare la democrazia, generazionali per permettere agli adulti di educare i giovani e morali per distinguere il bene dal male. Diciamo una provocazione totale che insomma fa uscire anche un po' i maturandi, ma oserei dire alcuni dei loro insegnanti, dalla propria comfort zone ideologica. Quindi veramente una bella occasione per far uscire anche un po' di pensiero non conforme dai temi della maturità. Ovviamente gli argomenti sul tavolo sono molti. Io vi ricordo che potete, se volete, intervenire in diretta per proporci le vostre riflessioni, i vostri temi, i vostri argomenti, per confrontarvi, per contestare eventualmente anche quanto vi sto dicendo. Lo potete fare chiamando in diretta allo 02 92 94 72 22. Vi ricordo quindi che diciamo siamo veramente a microfoni aperti. Ovviamente, ecco, vi chiedo la cortesia di un linguaggio corretto, però devo essere sincero, mi fa piacere e vi ringrazio perché mi seguite molto anche sui miei social personali, fate domande, quindi so che vi fa diciamo è molto interessante questo consueto bollettino di invasione. Quindi il tema dell'immigrazione, della remigrazione, che insomma nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, ha avuto anche diversi passi avanti. C'è stato il corteo di Roma, tra l'altro affiancato ad un altro corteo importante per la vita.
E poi c'è questa grande svolta, diciamo così, europea sull'immigrazione, con una UE pronta a finanziare i cosiddetti return hubs, quindi gli hub fuori dai confini dell'Unione, iniziativa di Italia e Germania che si è subito accodata, un piano che potrebbe ottenere fino a 20 miliardi in 7 anni, con l'appoggio dichiarato anche di altri paesi, Paesi Bassi, Svezia, Austria, ma comunque diciamo la maggioranza dei paesi. Finalmente una posizione netta, abbandonando dopo tanti anni l'approccio accoglientista che noi ricordiamo ai tempi, pensate per esempio del governo Renzi, del governo Gentiloni, insomma, no? Queste operazioni europee coordinate da Frontex, che in realtà portavano solo altre persone sulle nostre coste. Poi ci fu diciamo quel detto e non detto, poi rivelato da Emma Bonino, se vi ricordate, per cui il governo Renzi, in cambio di come dire, flessibilità sui conti, si impegnava a trattenere sul suo territorio poi tutti i disperati e i clandestini che giungevano sulle coste del Mediterraneo, ovviamente creando tutti i problemi che sappiamo. Comunque sicuramente scelte europee che cambiano con difficoltà, però un'alleanza di blocco si è formata, l'abbiamo visto, sebbene solo per ora su un singolo argomento, però è interessante perché si potrebbe ripetere questa alleanza fra la quasi totalità dei popolari, i conservatori, i patrioti, diciamo, quindi il gruppo di cui fa parte anche la Lega, il Rassemblement Nazionale e i suoi alleati, e anche i sovranisti di AfD. Quindi diciamo un centrodestra all'europea, che è un po', se vogliamo, anche il sogno del 1994 e della politica voluta da Berlusconi di spaccare un po' quello che era il monopolio e, se vogliamo, il compromesso storico tra il centro e la sinistra, che purtroppo oggi esiste ancora in Europa con la famosa maggioranza Ursula, in salsa verde, tra l'altro, quindi non verde Padania purtroppo, ma verde rosso, verde Bonelli, come dire, verde von der Leyen, insomma un verde che in realtà fa male perfino all'ambiente. Comunque diciamo che l'UE potrebbe finanziare, quindi con risorse comuni, questi famosi centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini dell'Europa, un concetto che trae piena ispirazione dall'intuizione italiana dei patti con l'Albania, tanto osteggiati in patria quanto apprezzati e copiati negli altri paesi. Un progetto che vede, diciamo, come promotore, oltre al nostro paese, anche la Germania, che si è accodata subito, e che stanno spingendo affinché proprio il prossimo pluriennale dell'Unione Europea, quindi il 2028-2034, diciamo, quindi quei 6-7 anni, includa la possibilità di finanziare i return hub. Secondo alcune fonti del Financial Times, questa dimensione esterna della politica migratoria potrebbe ricevere fino a 20 miliardi appunto in 7 anni, che comunque non sono pochi, perché è circa il 10% del bilancio destinato all'immigrazione. E vi dicevo, comunque molti sostengono quest'idea, e è stata un po' anche sdoganata, se vogliamo, l'idea della remigrazione, intesa effettivamente come diciamo, una difesa e un muro contro l'invasione indiscriminata, quindi non deportazione, non qualcosa di comunque diciamo moralmente condannabile, ma assolutamente un piano ben preciso nei confronti comunque di chi non si vuole integrare e di chi non accetta soprattutto le nostre regole, il nostro vivere civile. E proprio mentre in Italia questo concetto è sostanzialmente tabù o viene comunque ostracizzato da una stampa che diciamo è quasi totalmente schierata contro, salvo rare e comunque ottime eccezioni, in Svezia e in Danimarca, nei paesi nordici, che pure sono paesi che sono sempre stati aperti al cambiamento sociale e aperti comunque all'immigrazione, con tutta una serie anche di danni proprio in Svezia, ma anche in Norvegia e in altre situazioni, ebbene
La Svezia, che ha un governo centrista con l'appoggio esterno poi dei democratici svedesi, che sono un po' diciamo, i paladini della lotta all'immigrazione clandestina, ha approvato, vi dicevo, questa legge sulla buona condotta, ideata per espellere gli immigrati che non rispettano le regole. Una riforma simile promossa anche in Danimarca, governo di sinistra ma estremamente come dire, concreto, lo possiamo dire, mentre appunto da noi resta tabù. In quei paesi, vi dicevo, dove insomma vi sono quei difensori storici dei diritti civili, si approvano leggi in questa direzione ben più rigide e discrezionali delle proposte italiane. Solo lo scorso 15 giugno la Svezia ha approvato questa legge sulla buona condotta, misura approvata comunque con un margine ristretto, che ha messo comunque in luce le profonde divisioni in Parlamento, ma possiamo dire che nonostante insomma i difensori professionisti dei diritti umani avessero denunciato questo clima di paura diffuso, la normativa è andata avanti e consente all'autorità di revocare i permessi di soggiorno degli immigrati in caso di cattiva condotta, come debiti non pagati, lavoro sommerso importante, perché va a scardinare anche una delle cause principali dell'immigrazione, che è un po', poi sappiamo anche quello che accade da noi, perché l'immigrazione serve soprattutto a fare moderazione salariale, quindi anche certi potentati vedono bene l'immigrazione per questo motivo, e proprio per questo motivo la classe media e la classe operaia dovrebbe ribellarsi a questo, e diciamo anche ovviamente i legami con tutte le organizzazioni estremiste, terroristiche, jihadiste e quant'altro. Vedo che abbiamo una chiamata, la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno. Se non le dispiace. Prego. Dottor Tognini, allora parlo di un fatto avvenuto qua in Italia. Sì. Perché mi è rimasto impresso, cioè il fatto dei braccianti bruciati vivi. Sì. Cosa di, mi sembra, una ventina di giorni fa. Sì. Allora, signor dottor Tognini, come mai, dico io, nessun governo è riuscito a incidere sulla piaga del caporalato? E dire, dottor Tognini, che dalla rivolta di Rosarno a oggi di esecutivi mi sembra se ne sono succeduti ben 9. C'è stato Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2, Draghi e Meloni. Se mi sono dimenticato di qualcosa me lo dica pure lei. Le ragioni vere, dottor Tognini, a me paiono 2. Allora, la prima è che se qualcuno riuscisse a debellare, dico io, il caporalato e lo facesse senza introdurre sussidi o esenzioni, gli effetti, sempre secondo me, sui prezzi dei prodotti agricoli e relativi derivati sarebbero pesanti. La seconda ragione è che anche, ammesso di essere pronti a fronteggiare gli effetti collaterali, dico io, di un intervento massiccio contro il caporalato, non basterebbe certo mandare in giro qualche centinaio di ispettori, poliziotti, finanzieri, sindacalisti o magistrati. Allora, per avere successo ci vuole di più, molto di più. Ma che cosa, dottor Tognini? Allora, a me vengono in mente 2 sole risorse. La prima è l'esercito, che secondo me si è già rivelato prezioso in altre emergenze, ad esempio nella pandemia da Covid. Ma la sua presenza nelle campagne renderebbe purtroppo più facile alle vittime del caporalato far sentire la loro voce. La seconda risorsa è, vorrei dire, la concordia a partire da quella fra governo e opposizione, cioè quello della lotta contro l'ipersfruttamento nei campi. E voglio terminare, e forse, dottor Tognini, ne avrebbero un vantaggio anche Giorgia Meloni ed Ellis Crane, dapprima per il consenso, dico io, che mobilitare l'esercito per una causa condivisa potrebbe portare al suo governo. La seconda perché cooperando in modo costruttivo a un grande progetto civile potrebbe cominciare a scrollarsi di dosso, dico io sempre, l'immagine di leader incapaci di qualsiasi dialogo con il governo eletto. Nient'altro, io lo saluto e una buona giornata.
Grazie, buona giornata. Un tema interessante, ne stavo parlando prima appunto nel discorso anche del lavoro sommerso che coinvolge soprattutto gli immigrati, ma non solo. Ci ricordiamo solo poco tempo fa colpì molto la morte di una giovane madre proprio in Puglia, ecco. Questo discorso, vi ricordate dei primi di giugno, questi 4 braccianti agricoli, un pakistano e 3 afghani, arsi vivi ad Amendolara, ripeto, probabilmente da un altro immigrato, quindi c'è sfruttamento tra poveri, c'è sfruttamento tra immigrati, ecco, anche questo bisognerebbe sottolinearlo, perché evidentemente è il sistema che è diciamo assolutamente marcio da cambiare. C'è un'Unione Europea che si vanta, ripeto, di aver diffuso tutta una serie di politiche ordoliberiste, però è fin dal 1992, quindi fin dai trattati di Maastricht, l'Unione Europea è responsabile sostanzialmente di soprattutto nel nostro paese, che era ai tempi comunque la quarta potenza mondiale e la seconda potenza manifatturiera d'Europa, quindi seconda solo alla Germania. Ricordo, nel nostro paese sostanzialmente il taglio dei salari, diciamo la non crescita dei salari, con un'immissione incontrollata di manodopera di braccianti immigrati. Perché? Perché evidentemente se per fare questo lavoro un italiano magari dovesse alzare il ditino e insomma creare insomma anche un po' di problemi, potrebbe essere sempre sostituito da uno straniero che di questi problemi non ne fa. E qui c'è anche il ruolo dei sindacati, che spesso e volentieri, diciamo, hanno chiuso gli occhi e le orecchie. Adesso fanno tanti scioperi perché ormai hanno un ruolo estremamente politico, però ci ricordiamo che sulla legge Fornero hanno fatto mezza giornata di sciopero, ben mezza giornata di sciopero i sindacati, ma ci ricordiamo anche su tante altre situazioni, quindi sicuramente la colpa è anche loro, così come non si sono mai interessati davvero dei problemi di Stellantis quando vi fu la fusione per incorporazione sostanzialmente di Fiat in Peugeot, in Stellantis. Perché allora diciamo era stata fatta paventare il possibile ingresso nel CDA della nuova azienda, quindi di Stellantis, proprio di un membro dei sindacati, promessa che poi ovviamente la proprietà si è rimangiato, si è guardato bene dal mettere in opera, e i sindacati alla fine non hanno detto nulla su una fusione che in realtà ha portato molta della produzione fuori dal nostro paese e che comunque diciamo ci porta a sostanzialmente a una filiera dell'automotive che non è completa nel nostro paese, anche se è ancora molto come dire, molto presente, però una filiera che non ha un produttore davvero italiano, anche perché Stellantis ormai è una società sostanzialmente di diritto olandese e se non sbaglio con uno statuto britannico, ecco, quindi c'entra davvero poco con il nostro paese, e come sa benissimo la famiglia Elkann, che poi ha fatto altri danni con Magneti Marelli, con Iveco e quant'altro. Torniamo al tema del caporalato. L'esercito può essere magari utilizzato in maniera capillare sul territorio. Ci sono già stati altri esempi, come per esempio, vi ricorderete, i Vespri Siciliani, l'operazione antimafia in Sicilia. Può essere un'idea, ripeto, però ci deve essere anche una volontà politica e una volontà del sistema economico, perché purtroppo il sistema economico vale per l'agricoltura, vale per la pesca, vale per certi tipi di manifattura. Ovviamente è permeato molto da queste mafie e da questa capacità comunque di sostanzialmente non pagare i contributi, di dare condizioni di lavoro assolutamente
assolutamente intollerabili, perché, ripeto, l'ho già detto, non esistono lavori che gli italiani non vogliono più fare, esistono stipendi che gli italiani non devono più accettare, e purtroppo l'invasione allogena, l'invasione immigrata sicuramente non fa bene a questo concetto, ecco, non fa bene a questo concetto. Questo è un po' il tema. Sicuramente affrontare tutto questo significa anche sapere che ci vuole un progetto integrato che duri anni, non nascondiamoci dietro a un dito, perché ci sarebbero sacche di resistenza importanti anche al nord, chiaramente soprattutto al sud, ma anche al nord. Quindi davvero ci vuole una volontà politica forte, e noi rilanciamo comunque questa giusta osservazione. Ecco, quindi senz'altro è un tema importante, bisogna mettere delle risorse in campo, e anche lì non è facile, non è semplice. Bisogna farlo tentando di non andare ad intaccare la produttività e comunque la competitività del nostro sistema, perché sennò poi alla fine rischiamo anche di perdere commesse e posti di lavoro. È duro da dire, è difficile da dire, però insomma bisogna creare davvero un clima che sia un clima serio e non un clima volto soprattutto alla truffa, come erano le truffe per esempio sul reddito di cittadinanza, certificate da dei CAF, certificate da medici, certificate da uffici del lavoro, e lì bisogna andare fino in fondo. E lo stesso è su queste situazioni, su quei contratti agili che poi però non prevedono, diciamo, situazioni che poi vediamo verificarsi, il nero, queste donne giovani sotto il sole, magari anche per 14 ore, come purtroppo la vittima, la giovane madre che ci ricordiamo in Puglia, o come questi 4 braccianti agricoli immigrati, ecco, ripeto. Quindi tra l'altro con il problema di un racket di immigrati contro i loro stessi connazionali. L'abbiamo visto, se ne è parlato un pochino anche nel caso Soumahoro, ma non solo. Insomma, abbiamo visto che c'è tutta un'inchiesta sulla mafia nigeriana che fa spavento, ecco. Quindi restiamo su questo tema. Dopo ricominciamo a parlare ancora di immigrazione e delle ultime novità, ma per il momento spazio alla regia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda Sic et Non Open Your Eyes con Marco Tognini, e con voi che potete intervenire in diretta, ve lo ricordo, 02 92 94 72 22. Parlavamo di immigrazione, parlavamo delle nuove proposte di legge in Svezia, queste norme che sostanzialmente
hanno anticipato la necessità di tutte queste misure per garantire che coloro che non sono legalmente autorizzati a soggiornare nel loro paese possano essere effettivamente rimpatriati. Ci saranno poi dei regolamenti in materia, ma tra, diciamo, i comportamenti considerati inaccettabili c'è il mancato pagamento delle tasse, i precedenti penali e i legami con organizzazioni estremiste. Non c'è solo la Svezia, c'è il governo della Danimarca, tra l'altro governo a trazione socialista, il primo ministro danese è la socialista Mette Frederiksen, ha annunciato che questa nuova misura avrà sostanzialmente anche in Danimarca spazio, diciamo. Si tratta di una riforma per facilitare in questo caso l'espulsione dei cittadini stranieri condannati ad almeno 1 anno di reclusione per reati gravi, purché la pena sia irrevocabile, cioè senza poi la sospensione della pena o i domiciliari per i reati minori, e riguarderà insomma tutti gli stranieri presenti in Danimarca indipendentemente dal loro background e dal loro paese di origine. In Scandinavia non c'è un colore di governo che impedisca una franca discussione sulla remigrazione, così come non c'è stata mai una divisione radicale sulle molteplici legislazioni con relativi sostegni alla genitorialità e alle famiglie. Non così in Italia, dove purtroppo chi parla di remigrazione è marchiato a vita. Ripeto, nonostante le proposte non manchino e comunque anche i casi da copertina stanno cominciando a diventare tanti. Ecco, non abituiamoci a questi casi di copertina. Leggo che per esempio era stato arrestato un 30enne palestinese nel Brindisino che sostanzialmente sosteneva il terrorismo, inneggiava la jihad. A Bologna in malette un sedicenne che sostanzialmente fan di ISIS, anche di certe organizzazioni di destra, l'hanno messo, diciamo, in conto anche un po' alla destra, voleva colpire giudici e giornalisti, sui social glorificava però il martirio e la jihad e l'attacco armato anche contro obiettivi civili, quindi in questo caso non siamo messi bene. Remigrare si può e forse si comincia a farlo anche in Italia, ne parla per esempio La Verità con un bel editoriale di Del Pietro, ma anche con articoli di Mario Giordano. Cambiano le leggi, si stringono le maglie e diciamo anche nel nostro paese qualcosa si muove. Questo gambiano rapitore, diciamo, che aveva sottratto una bambina a Perugia, è stato poi liberato dai giudici ma subito espulso dal ministro Piantedosi. È solo l'ultimo caso, ma diciamo che rimandare a casa clandestini e delinquenti stranieri è possibile e infatti gli stati europei sembrano averlo capito. Ripeto, non è una questione di treni piombati, lager, deportazioni, ma se si muove persino Bruxelles siglando accordi, ripeto, abbiamo visto l'Italia per esempio con l'Albania, ma la stessa Bruxelles li fa con Turchia e Tunisia, allora forse si può andare avanti anche perché queste seconde generazioni nelle nostre città sono davvero invasive, davvero preoccupanti. Si dice che secondo il rapporto Eurispes relativo ai dati del 2025 sarebbero stati segnalati dalle forze dell'ordine ben 80.827 giovani stranieri. Non è più solo un discorso di percezione, ma specialmente nelle grandi e medie città o comunque nei centri che per questioni lavorative o di trasporti comunque sono centri sensibili, vediamo come addirittura 3 cittadini su 10 siano stati presi di mira nell'ultimo anno dalle baby gang, quindi da questi fenomeni incontrollabili di giovani che insomma seguendo gli esempi più sbagliati e più disparati insomma si mettono sostanzialmente a controllare il territorio a modo loro, a minacciare i cittadini e a fare tutti i danni che ben sappiamo. Quindi assolutamente un grosso problema. Un problema che tanto per ricordarci anche come potrebbe andare a finire, non ha ancora le dimensioni
della tragedia, della vera e propria tragedia del mondo britannico, ma poco ci manca. Grandi polemiche infatti nel Regno Unito per il Report Law. Il Report Law è sostanzialmente un rapporto diciamo giornalistico indipendente, non è un rapporto di polizia governativo, però è un rapporto indipendente che vuole fare il punto sulle cosiddette rape gangs, cioè su quelle bande dedite soprattutto allo stupro, e affronta tutto il tema che fin dal 2000-2005 ha creato comunque questa grande catena di violenze sulle donne che si sono susseguite nel Regno Unito ad opera soprattutto di bande di pakistani, ovviamente, che legati comunque al mondo britannico, insomma al vecchio impero britannico, hanno vie preferenziali poi per accedere al Regno Unito. Il punto diciamo è che questo Rape Gang Inquiry Report appunto di Law riferisce appunto che ci sono situazioni davvero sotto controllo che sono state letteralmente taciute per anni. Noi ne abbiamo parlato più volte in questa radio, addirittura ne parlai in altri anni quando questa radio aveva un altro nome e in un'altra trasmissione. Di questo fatto si interessarono Nigel Farage ancora quando era il responsabile dello UKIP, dell'Independence Party, che oggi non esiste più. Oggi Farage guida il Reform Party dopo la Brexit. Si interessò e nacque, insomma si rafforzò tutta quella destra britannica che fa capo a Tommy Robinson e ad altri, ma si è sviluppata e finalmente si è rotto quella cappa di silenzio nei confronti di queste bande che sistematicamente, ripeto, cercavano di avvicinare famiglie con problemi, quindi donne sole o donne diciamo ragazze madri, per cercare di avvicinarle, magari con riuscendo a diciamo avvicinarle magari momentaneamente con posti di lavoro e altro, e però queste spesso con la droga, con stupefacenti, e dopo molte di queste giovani ragazze diventavano delle vere e proprie schiave sessuali e alla mercé, ripeto, di queste bande di pakistani. Ripeto, non è un'inchiesta ufficiale dello Stato britannico, è una controinchiesta però guidata da testimonianze e dall'esperienza diretta delle sopravvissute, costruita diciamo sulle testimonianze delle vittime, di esperti, di figure comunque pubbliche. C'è un'inchiesta anche formale del 2026, quindi di quest'anno, che però è tenuta molto riservata dal governo Starmer. Perché è veramente un documento brutale. Secondo questi report il Regno Unito non avrebbe affrontato solo una serie di scandali locali separati, soprattutto in zone come Rotterdam e altre, ma sostanzialmente un sistema quasi nazionale, ragazze vulnerabili, spesso giovanissime, avvicinate con alcol, droga, regali, attenzioni affettive e finte relazioni, poi trasportate in taxi, case private, hotel, ristoranti e appartamenti, e quindi abusate da gruppi di uomini adulti immigrati, minacciate, filmate, ricattate e spostate da una città all'altra. Il documento sostiene che queste vittime fossero in larghissima parte ragazze bianche, spesso non musulmane, e che i giovani criminali fossero prevalentemente composti da uomini di origine pakistana musulmana o comunque provenienti da ambienti del mondo islamico. La parte più esplosiva del report è questo, ma non perché i dati siano in realtà nuovi, ma perché non c'è più quel linguaggio ovattato che l'ha tenuto sostanzialmente fermo. Le testimonianze sono veramente a livello dell'orrore puro e, ripeto, si sta arrivando ad un livello, come dire, di casi verificati e poi archiviati tra il 2010 e il 2025 che fa paura perché potrebbe arrivare a considerare fino a
250.000 persone, ripeto, coinvolte in questa situazione. Un buco nero che il governo britannico è poi dovuto confermare, e che comunque dà delle responsabilità ben precise, sia contro la polizia, che comunque ha scelto un profilo bassissimo. Poi noi sappiamo anche recentemente ci sono stati casi di diciamo addirittura detenzioni per aver sostanzialmente fatto delle vignette sui social, ma e poco più, e contro il Labour, accusato di aver evitato il tema per un calcolo elettorale, per paura di perdere consenso nelle comunità musulmane e per questa maledetta ideologia multiculturalista, dove in realtà ripeto, a soccombere è la nostra cultura, mentre gli altri non hanno nessuna intenzione di integrarsi o comunque di vivere accanto a noi in maniera assolutamente pacifica. E ripeto, quindi non un errore episodico, ma un fallimento sistemico, non una semplice incapacità investigativa, ma una cultura istituzionale pronta a proteggere la reputazione della community cohesion, come dicono loro, più che le vittime stesse. Ecco, quindi sicuramente uno scandalo politico che farà molto anche prima delle prossime elezioni politiche, che potrebbero davvero vedere un terremoto non solo a sinistra per le critiche a Starmer, ma anche a destra, dove da tempo il Reform Party di Farage guida l'opposizione davanti perfino ai conservatori e ai loro scandali recenti e non. Quindi questo è un altro sistema assolutamente interessante da verificare e capire che la fermezza delle istituzioni, la verità che vuol dire anche non non mettersi più a seguire quella carta di Roma, quelle notizie inutili per cui bisogna evitare di dire la nazionalità della persona diciamo implicata in questi fatti di cronaca nera. No, bisogna dirlo perché bisogna fare punto e a capo, perché la gente deve poterci ragionare sopra, perché la gente diciamo non va bamboleggiata, va messa in condizione di essere cittadino responsabile, e quindi non solo quando si vota, ma quando si prendono delle decisioni per la propria famiglia. Insomma, bisogna capire qual è davvero la minaccia che questi gruppi criminali creano alla nostra vita quotidiana, al nostro benessere, al nostro welfare, alle nostre condizioni di vita che ci siamo guadagnati faticosamente nei secoli, non con la manna dal cielo, ma ripeto, con il sudore della fronte di molte generazioni. Ecco, questo è un po' il tema che vorrei che sviluppassimo tutti insieme. Prima di andare in chiusura, volevo anche dare conto di una situazione di cui si è già parlato anche in questa radio, ma che comunque va sottolineata. Molti in televisione hanno fatto delle facili ironie quando il ministro Salvini, a fronte di diversi guasti delle linee recenti e non, delle linee ad alta velocità, insomma, parlava di possibili sabotaggi. In realtà recentemente è stata proprio smantellata un'intera cellula anarchica che aveva sabotato i treni ad alta velocità, che voleva rilanciare addirittura la mobilitazione in favore di Cospito come detenuto appunto al 41 bis, e stiamo parlando comunque di una vera e propria cellula, quindi 5 persone in carcere, 2 domiciliari, sequestrati manuali, altri documenti, diciamo, abbiamo intercettazioni, abbiamo documenti, quindi qualcosa di assolutamente vero, tangibile, che girava anche nelle reti, nel dark web e comunque nelle reti dell'autonomia e dell'antagonismo. Preparavano comunque assalti anche contro aziende della difesa, contro i CPR. Io personalmente, se vi posso dire, le ultime 3 manifestazioni, lo dico da abitante in Lombardia, le ultime 3 manifestazioni che diciamo a cui come Lega ho partecipato
a Roma, diciamo, mi è capitato di avere sistematicamente problemi sulla linea, forse proprio perché quel giorno, essendoci una manifestazione a Roma, si voleva creare problemi a quanti dovevano poi parteciparvi. Vi ripeto, mi è capitato una volta sulla linea normale e 2 volte, ripeto, sulla linea ad alta velocità, quasi sempre tra Bologna e Firenze, tra l'altro, insomma, zona calda, guarda caso, ad alta densità zeccosa, ecco. Quindi vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, resto a vostra disposizione anche per confrontarmi con voi, quindi telefonate sempre quando volete e quando potete, e vi do appuntamento alla prossima settimana con Sic et Non. Avete ascoltato Sic